Buon pomeriggio, ben trovati. Sicilia 24 Focus di oggi ha un titolo emblematico: arancia rossa, gioiello da tutelare. Ebbene sì, è un gioiello l'arancia rossa di Sicilia, l'arancia rossa di Sicilia IGP, di questo parliamo oggi, ed è un gioiello, come tutti i gioielli, va intanto tenuto nel luogo giusto, va mostrato, va curato, va tutelato. Per questa tutela, oggi più che mai importante, anche per il tempo che stiamo vivendo, c'è il consorzio che se ne occupa. Presidente del consorzio Arance Rosse di Sicilia IGP è con noi il dottore Gerardo Diana. Buongiorno. Buon pomeriggio. Allora, abbiamo detto un gioiello da tutelare, e allora nel nostro focus normalmente cerchiamo di fare arrivare dei messaggi quanto più chiari possibile. Noi compriamo le arance ai supermercati, nei mercati, sulle bancarelle. Non ci poniamo forse nemmeno il problema, no? Di che cosa ci sia dietro quel prodotto che troviamo fruibile nel mercato siciliano. C'è sicuramente tanto lavoro, ma c'è anche tanta cura. Che cos'è il consorzio esattamente? Che cosa fa esattamente, dottor Diana? La domanda delle domande. Un consorzio ha, due scopi principali, che sono la tutela e la valorizzazione. In queste due parole c'è il mondo. Noi abbiamo due obblighi verso questo frutto, è un frutto unico, è un frutto che per generazioni ha fatto sì che la Sicilia fosse conosciuta prima in Italia, poi in Europa e poi nel mondo. Dobbiamo tutelare questo prodotto perché lei ricorda che settimana scorsa per la prima volta nell'arrivo di alcune macchine Fiat è stata trovata una bandiera italiana e questo è stato bloccato perché la macchina poi era prodotta in Marocco. Sì. Ecco, tutela del frutto, c'è anche molto copiare un frutto come l'arancia rossa, quindi un frutto che è di origine geografica protetta vuol dire che viene da determinate aree, nel nostro caso 32 comuni di 2 province e mezzo, quindi Catania, Siracusa e 2 comuni di Enna. È un frutto che segue un disciplinare. Il disciplinare è la Bibbia di come noi dobbiamo coltivare questo frutto nel rispetto dell'ambiente, salvaguardando il bene prezioso dell'acqua, sequestrando il carbonio, avendo rispetto per le persone, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è un frutto diverso da un'altra arancia rossa che però non è IGP e che è comunque sempre buona. Frutto più delicato, frutto più da curare, come diceva lei, rispetto ad altri. È un frutto di una pianta generosissima, una pianta che è sempre verde e che quindi fotosintetizza tutto l'anno e che quindi ci aiuta anche a dare un'aria buona e pura. È un fiore che attira milioni di api e produce un miele eccellente, quindi è un fiore e un frutto che va oltre poi a quel prodotto unico. Senta, io blocco subito l'immagine che stiamo vedendo e ringrazio la mia regia. È un'immagine emblematica, ma è lei questo signore che taglia la... Lo sa perché l'ho riconosciuto? Adesso le racconto tutti i fatti suoi, perché c'è un cane che è legato a lei, no? L'ha seguita sull'Etna, e il taglio dell'arancia rossa sulla pietra lavica è l'emblema, no? di questo frutto e del rapporto col territorio. Guardi, noi da siciliani siamo bravissimi a produrre, meno a raccontare quello che produciamo, perché siamo geneticamente modesti nel senso buono, cioè non vogliamo raccontare tutto ciò che di buono in questa terra facciamo. Perché questa salita sull'Etna? Intanto ho avuto la fortuna, e questo quando uno fa un mestiere, una gran fortuna, di poter fare tante cose che a noi piacciono, quindi questa salita siamo partiti dal Rifugio Sapienza, abbiamo fatto più di 1000 metri di dislivello. Questa salita simboleggia lo sforzo che gli agrumicoltori fanno per portare questo frutto sui mercati. L'arrivo nel plateau dell'Etna è quando questo frutto arriva quindi sulle tavole dei nostri consumatori, dei nostri sostenitori, e la discesa è un po' quando uno deve fare le valutazioni di come è andata quest'annata. Perché l'Etna? Perché l'Etna è nel nostro disciplinare, ogni nostra azienda deve vedere l'Etna,
gli antociani che fanno sì che questo frutto diventi rosso. Ciò avviene grazie a questa escursione termica, quindi differenza tra giorno e notte, che attiva gli antociani, perché questa differenza può arrivare a 20-22 gradi tra giorno e la notte, e quindi il nostro arancio, grazie alle 3 varietà, Moro, Tarocco e Sanguinello, diventa rossa, a differenza di altre arance che sono sempre buonissime ma rosse non sono. Ecco, quindi ci ha spiegato proprio la motivazione di questo colore, che poi è, diciamolo, no? Anche la vista è importantissima, anche se spesso noi consumatori non siamo bravissimi a riconoscere la bontà di un prodotto, spesso ci lasciamo magari ingannare dalla grandezza o meno, da com'è la buccia, da se c'è qualche irregolarità, e scartiamo automaticamente. Quali sono gli errori più comuni che commettiamo, Presidente? Quello che ha detto lei, noi compriamo con gli occhi e non con la bocca, e quindi a volte tendiamo di vedere un frutto che è più piccolino, come è stato quest'anno a causa della siccità, perché diciamo l'acqua che noi diamo alle nostre piante con l'irrigazione mantiene il frutto e la pianta in forma, la pianta viva, ma la pezzatura, quindi la grandezza del frutto, la fa l'acqua piovana. Non avendo avuto piogge che si possano definire piogge, quindi più di 40 mm in un giorno, il frutto non è cresciuto, però è stato un frutto molto buono, molto zuccherato, e quindi abbiamo avuto un'annata più difficile. Allora mi aiuti, anche rivolgendoci al consumatore. Quando noi vediamo sull'arancia un bollino che è quello del marchio dell'arancia rossa di Sicilia IGP, dobbiamo fidarci, cioè che quel prodotto, a prescindere dall'estetica, mettiamola così, è un prodotto di alta qualità. Segue un disciplinare, quindi è un prodotto di 3 varietà, è un prodotto che ha seguito questo disciplinare, quindi l'acqua è stata valorizzata, non è stata dispersa, le sostanze che abbiamo usato come concimazione sono tutte sostanze autorizzate per legge, non usiamo diserbanti durante la fioritura, conduciamo le nostre aziende con rispetto per le persone, quindi è un prodotto certificato, salubre, buono, legato al territorio, e che quindi diciamo il reddito che uno dà poi andrà in questo areale e di queste città che di questo vivono, perché l'80% di molti paesi e di molte città vive grazie all'arancia rossa di Sicilia IGP. Quindi guardiamo questi bollini, perché ci possono guidare, no? Anche all'acquisto. Allora, abbiamo delle grafiche anche per parlare, no? Dell'attività del consorzio, perché mi piace proprio sottolineare quanto lavoro c'è, soprattutto in quello che lei ha descritto, la salita, no? La fatica che questi agrumicoltori hanno fatto per l'ennesima stagione, che si conclude con maggio, è vero, perché ovviamente la produzione... Il grosso diciamo ormai è in fase di conclusione. Allora andiamo sui numeri, la nostra schermata numero 2, lo dico a vantaggio della mia regia, questa è la prima, che riguarda il marchio IGP Arancia Rossa di Sicilia, costituito nel 94, ma che poi è stato riconosciuto nel 2015. Questi sono i numeri del consorzio, noi parliamo di 400 produttori, di 32 comuni, e poi ci sono 90, mi aiuti lei, aziende che sono autorizzate all'utilizzo della denominazione IGP. Giusto? Cosa vuol dire sono questo? Aziende che comprano prodotti IGP, è tutto tracciato, certificato, e quindi quando loro mettono l'arancia rossa di Sicilia IGP, in quel prodotto c'è veramente arancia rossa di Sicilia IGP. Non è un fake, non è un falso. Poi ci sono 30.000 tonnellate commercializzate nel 2022. Questo è un dato 2022, perché non siamo ancora in grado di fornire il 2023. Perché il 2023-24 si chiuderà a breve, da quelle che sono le nostre stime dovremmo superare questo valore. Quello che è importante è che queste 30.000 tonnellate sono per un frutto che sta nelle tavole delle famiglie italiane prevalentemente da dicembre ad aprile il grande, gli ultimi diciamo a maggio.
quindi in questi pochi mesi però raggiungiamo un 40 milioni di fatturato, che è un valore di tutto rispetto. Mi dica una cosa, rispetto. Presidente, ma sempre perché mi rivolgo alla gente, ma se noi troviamo invece delle arance fuori stagione, no? Cosa ci dobbiamo aspettare? Che tipo di prodotto Guardi, fino a luglio sicuramente ci sarà del prodotto buono, siciliano, del Valencia biondo e va benissimo. Sì. Poi da luglio in poi ci sarà del prodotto di importazione, quindi Sudafrica, Argentina, eccetera. È un prodotto in cui in questi paesi si possono utilizzare dei prodotti che da noi ancora non si possono più utilizzare ormai da 20 anni. Quindi compriamo la frutta di stagione, di comprare così. la frutta di stagione, anche perché ormai la stagione si è molto allungata e quindi onestamente si può fare quasi tanti mesi con le buone arance. Restiamo al consorzio, andiamo alla terza scheda che riguarda proprio le varietà ma anche la diffusione nelle aree di produzione. L'ha detto lei, Moro, Tarocco, Sanguinello, ognuno naturalmente ha il suo preferito e sono tutte arance, come ci ha spiegato appunto il Presidente, che hanno una caratteristica del colore collegato proprio all'escursione termica, certo. al luogo in cui si trovano. Il territorio, Catania, Siracusa ed Enna, sì. Da tutti questi paesi si deve vedere l'Etna. Sì, c'è questo microclima che è importantissimo. Ricordiamoci che l'Etna in questo momento è più alto della Marmolada, quindi 3.300 e rotti metri, quindi influenza profondamente il microclima. Senta, quali sono i comuni con maggiore produzione, rispettivamente su Catania, Siracusa ed Enna? Diciamo le province di Catania e Siracusa sono quelle più forti. Per Siracusa c'è Carlentini, Lentini sicuramente, per Catania, Palagonia, Scordia e insomma tutte quelle aree che sono qui nel disciplinare sono tutte agrumetate e in tutte c'è per fortuna una cosa bella di questo consorzio è che c'è una vera filiera, quindi c'è dall'agrumicoltore al confezionatore, che è quindi colui che poi lavora questo frutto e lo immette nel mercato. E poi ci sono le industrie di trasformazione per il succo e poi 234 prodotti che utilizzano le nostre arance IGP per fare marmellate, amari, gin, ecco, ma eccetera. Voi vi occupate anche dell'export? Il consorzio è un consorzio di tutela, quindi non tocca direttamente soldi, ma fa la promozione in Europa e in Italia. Quest'anno abbiamo avuto dei bandi sia regionali che nazionali che ci hanno aiutato a fare una bella promozione in Italia e in Europa. Tanto è vero, andiamo al cartello successivo, il posizionamento di questo prodotto, ecco questo è il periodo di commercializzazione, l'abbiamo visto da dicembre a maggio, andiamo al successivo che mette, come dire, al quinto posto dei prodotti ortofrutticoli freschi italiani l'arancia rossa di Sicilia IGP. Nella top 5 e siamo contentissimi perché, ripeto, noi siamo presenti solo da dicembre a maggio, certo, quindi concorriamo dato... poi con tanti altri prodotti, certo, come il pomodoro per esempio, che sono presenti 12 mesi l'anno, quindi è veramente un sinonimo che è un frutto buono, che piace, che è consumato, che la gente cerca, ma dobbiamo sempre fare di più. All'ultimo cartello appunto la promozione, ma anche, come dire, no, chi supporta, come viene scritto, le collaborazioni vincenti. Sì, è importante perché Sciascia diceva sempre che in Sicilia ogni uomo è un'isola. Allora noi siamo usciti da questa, abbiamo fatto anche fiere diverse, quindi abbiamo fatto la Fiera dell'Oro a Vicenza, la Regione Sicilia, l'assessorato attività produttiva, lì aveva 3 stand ed è stato molto bello che, spostandomi con una brocca di vetro in cui avevamo l'aranciata rossa, c'erano le persone che si smettevano di guardare l'oro nelle vetrine per guardare l'aranciata rossa di Sicilia IGP che passava, quindi è stato un binomio vincente. Abbiamo lavorato molto col Prosecco perché facciamo insieme una bevanda in cui c'è un 30% di arancia rossa di Sicilia IGP nel Prosecco, il Mimosa, e questo è un'unione buona perché ora che i prodotti alcolici sono sotto attacco per questa guerra che c'è contro l'alcol in genere, senza distinguere tra uso e abuso, il fatto di fare un gemellaggio insieme a noi, di mettere un prodotto così sano,
aiuta, però aiuta anche noi ad arrivare in una fascia di consumatori diversa da quella che noi abbiamo di solito. E quindi insomma va bene, questo è un altro dato in più. Una bella unione. Allora, volevo segnalare, guardi, lo leggo al buio, non l'ho letto prima, è un telespettatore che ci scrive: ho acquistato una rete di arance rosse in un supermercato della grande distribuzione, aprendole erano gialle. È possibile che esista una variante a polpa gialla? No, guardi, allora possiamo avere due problemi. Ci siamo attivati già per questo caso perché abbiamo verificato, perché come le dicevo noi facciamo tutela, quindi abbiamo degli agenti vigilatori che sono andati in giro, stiamo verificando esattamente in questo momento di cosa si tratta, se c'è stato una frode, se c'è stato un errore o se è invece qualche cosa che non ha pigmentato nel modo giusto. Comunque pregherei il telespettatore di mandare al consorzio di indicarci riservatamente la catena di distribuzione, il luogo, in maniera tale che entro poche ore provvederemo al campionamento. Grazie allora al nostro telespettatore, vede che c'è sempre uno scambio bellissimo quando facciamo i nostri focus. Ci dobbiamo fermare, ma prima di fermarci c'è un altro messaggio che lancia poi quello che sarà il discorso nella seconda parte della nostra puntata. Un telespettatore dice: è la siccità che mette in ginocchio gli agricoltori. Di questo parleremo, ma non solo di questo, tra poco nel nostro focus di oggi. Tornati in studio, seconda parte di Sicilia 24 Focus con il presidente, peraltro rieletto, e questo depone sempre bene. Quando c'è una rielezione vuol dire che si è lavorato bene, e questo ovviamente complimenti a lei, forse le dà anche una nuova carica per fare ancora meglio, per pianificare ancora un triennio pieno di grandi attività. Questo appunto. Guardi, personalmente io fin da ragazzo ero interessato alla politica sindacale, questa però è stata la prima volta che ho cercato di riandare a elezione, perché avevo una squadra veramente ottima e quindi onestamente credo che ancora possiamo e dobbiamo fare tante cose che non avevamo concluso, ma anche questo è un caso virtuoso. In una Sicilia dove è difficile interagire, aver riconfermato tutta quanta la squadra è una cosa molto bella. Allora, abbiamo detto prima della pausa il problema siccità, però siccome io mi ricordo di una cosa che mi aveva colpito tantissimo, che lei aveva detto durante un suo intervento nelle nostre trasmissioni qui a Buongiorno Sicilia, io vorrei che lei lo ripetesse, perché come si dice, repetita Juvant, ma in ogni caso insomma il pubblico è sempre eterogeneo e diverso, e mi era piaciuto tantissimo la sua politica legata al lavoro. Una politica del lavoro che debba tenere conto della possibilità di ottimizzare le presenze nel nostro paese verso un lavoro pagato in modo corretto da parte di braccianti che vogliono farlo quel lavoro, ma che devono farlo con determinate garanzie. Parliamo del fenomeno della migrazione, molto spesso i braccianti vengono sfruttati e noi abbiamo raccontato di cose incredibili, e lei questa cosa la indigna, tanto da dire: perché nel nostro paese non ci si può comportare come in altri paesi dell'Europa? Ce lo dice in nuce, velocemente? Brevissimo, abbiamo fatto un festival dell'agrume in Francia. E lì i nostri amici e colleghi delle Clementine Corse mi hanno detto: ah no, noi non abbiamo avuto problemi di lavoro quest'anno, mentre noi non trovavamo persone che potessero lavorare, e quindi abbiamo dovuto lasciare in alcuni casi delle arance non raccolte. E gli ho chiesto: ma come fate? Ma noi siamo Comunità Europea, il governo francese ha stipulato col Marocco un accordo, noi imprenditori affittiamo noi un aereo, li andiamo a prendere, paghiamo noi il viaggio, gli mettiamo in un bed and breakfast o così in 2 per camera con non bagno, nelle tendine, non nelle sui tendopoli, terreni, non nelle baraccopoli, eccetera, eccetera. Ma come si fa in ogni famiglia? Queste persone vengono da noi formate, lavorano, sono pagate secondo la legge, sono contente. Quando poi finisce il lavoro, quindi iniziamo di solito a novembre, finiamo a maggio-giugno, loro sono contenti di ritornare sempre in aereo, non nei barconi della speranza, senza morti, senza quelle scene che purtroppo in Sicilia in primis vediamo ogni momento,
e ritornano nei paesi e poi l'anno dopo, se si sono ritrovati bene loro, se si sono trovati bene i datori di lavoro, si fa. Allora, se l'Europa è una, io credo che noi su questo dobbiamo lavorare, quindi avremo dei tavoli tematici, uno di questi sarà proprio sul lavoro, per cercare, invece che fare una contrapposizione col governo, di suggerire soluzioni. Perché se le idee ci sono si può fare. E io penso proprio questo, cioè io penso che probabilmente ci sarebbe sempre bisogno di ascoltare chi rappresenta delle categorie, chi rappresenta ovviamente delle attività particolari e soprattutto fondamentali per il territorio, perché sono quelle le persone che possono in qualche modo, conoscendo il loro settore, dare delle indicazioni. Quindi che questi tavoli siano un auspicio, cioè non so se lei si riferisce a un tavolo nazionale, visto che lei col ministro Lollobrigida, insomma, un paio di missive, non so quante, ma sono state inviate, ma se si riferisce anche a un tavolo regionale. Guardi, intanto un tavolo nostro del settore, che poi secondo me in cui devono starci le organizzazioni professionali, sì, perché loro sono poi deputate a fare queste cose perché hanno dei centri studi e quindi sicuramente ci possono aiutare, di supporto alla politica regionale e nazionale, però c'è veramente necessità di parlarci. Vede, lei col suo mestiere mi dice: guarda, quella è la telecamera che devi guardare, stessa cosa se lei viene in azienda, io le posso dire qualche cosa, perché nessuno di noi è tuttologo, dobbiamo avere quell'umiltà di ascoltare, poi le decisioni spettano alla politica, però se c'è qualcheduno che ti vuole dare delle idee, ti vuole dare dei riferimenti legislativi, sarebbe utile, non dico doveroso, di accettare questi suggerimenti. Parliamo di politica, abbiamo pochi minuti ma l'argomento sarebbe più ampio, questo vuol dire sempre che ci diamo un nuovo appuntamento. Grazie. Ieri la Presidente Meloni è stata a Palermo al Teatro Massimo, la firma dei fondi per lo sviluppo e coesione, poca roba per l'agricoltura, leggo brevemente: interventi per la crisi idrica, la riparazione di 3 dissalatori, interventi sulle condutture contro le perdite d'acqua. Qui ci vorrebbe altro naturalmente per voi. Santo e benedetto tutto quello che arriverà, però dobbiamo veramente cercare di capire, qui mi rivolgo al Presidente della Regione perché in questo momento non abbiamo un assessore. Noi abbiamo bisogno di risposte politiche immediate. Costruire una diga tra 3 anni, probabilmente stando l'estate che ci aspetta, sì, l'80% di noi non arriverà alla fine di quest'estate. Allora, politica di emergenze, come se io oggi ho un incidente sulla superstrada, prima mi devi mettere in rianimazione, dopo mi fai ricamminare. Certo. Quindi ci servono interventi sull'energia elettrica, perché stiamo irrigando ininterrottamente da 2 anni. Quindi fino a quando i nostri pozzi, e non sappiamo quando, avranno l'acqua, mi devi mettere in condizione che questa energia di non pagarla quanto la pagavo precedentemente, perché sono reduce dal Covid, dal conflitto russo-ucraino e adesso dal Mar Rosso e dal conflitto che c'è israelo-palestinese. Questo c'è, i prezzi sono ritornati a dei livelli accettabili, ma sempre del 20-30% in più di come era prima. E noi stiamo combattendo da 2 anni. Devi annullare, non sospendere, le bollette dei consorzi di bonifica. Queste sono arrivate nel mese di marzo. Sono arrivate nel mese di marzo, sì, per quota manutenzione terreni e opere irrigue, per delle tubature che l'anno scorso hanno dato, nella migliore delle ipotesi, dell'acqua che non era un solo turno, di acqua che non era acqua ma era sale, e i nuovi porti innesti che usiamo perché stiamo riconvertendo per far fronte alla tristezza, che è una malattia che ha colpito gli agrumi, sì, non tollerano il sale, quindi non l'abbiamo potuto usare. E quindi non ci potete mandare queste bollette perché non abbiamo usufruito di un servizio, perché siamo in crisi nera e perché quegli stessi soldi li dobbiamo utilizzare per pagare i motori elettrici che abbiamo da 4, 5, 6 mesi e che stanno pompando acqua senza sosta. Questo appello che è stato lanciato proprio nel mese di marzo-aprile, sì, è rimasto inevaso, è rimasto lì. Purtroppo sì, perché l'assessore aveva preso degli impegni, poi purtroppo per delle vicende giudiziarie al momento è sospeso e quindi il Presidente Schifani ad oggi non ha dato una risposta. Quindi speriamo che stasera ci diano una risposta
politica, ma ripeto, non sospensione. Lei dice stasera in riferimento a tutto quello che sta succedendo a Palermo per quanto riguarda noi abbiamo raccontato, documentato con i nostri servizi, la Coldiretti ha organizzato una manifestazione veramente grandissima, c'è stata grande partecipazione, guardi, e quando è così c'è poco da fare, vuol dire che il dramma è tanto, c'è la disperazione. Smettiamo di dire la Coldiretti sì, no, Confagricoltura sì, no, CIA sì, no. La Confagricoltura è stata l'altra settimana dai prefetti, la CIA ha fatto altri incontri, condivido. Oggi c'erano, pare, secondo le notizie, 20.000 persone. Credo che la Sicilia tutta meriti delle risposte, non possiamo parlare solo degli allevatori che stanno morendo, ma capire che loro probabilmente moriranno domani, noi dopodomani, quindi agiamo immediatamente per fare qualche cosa di immediato, poi pensiamo alle dighe, poi pensiamo ai dissalatori. Bisogna avere la lungimiranza di capire l'acqua a chi deve andare per prima, in prima ai cittadini e alle loro famiglie, quindi quella dei dissalatori. Sì. L'acqua reflua agli agricoltori, poi ora c'era una questione di una diga in cui dovevano fare dei lavori, però forse questi lavori davano fastidio alla fauna, allora bisogna scegliere le priorità, questa è una scelta politica, però sapere in un caso di emergenza, prima i cittadini, secondi gli agricoltori, terzi i pesci, cioè diamoci delle priorità e facciamole, queste non le posso scegliere io perché sarei di parte, io direi prima cittadini, secondi agricoltori e terzi pesci, però se invece la regione ci dice no guarda il pesce o l'uccello è più importante dell'agricoltore, ce lo dicano e ci finanziano. Chiaramente ci sono delle richieste, ma ecco, quindi voi avete chiesto un tavolo di confronto e questa richiesta è lì, ancora niente. Purtroppo con quello che è successo in questo momento è fermo, in questo momento è fermo, poi bisogna incontrare il presidente della regione, non basta poi il capo della segreteria tecnica perché alcune sono risposte politiche che deve dare la politica, non l'apparato tecnico. Allora guardi, io le dico una cosa, lui, il presidente Schifani, su questo tema ha parlato tantissimo, no? E credo che questo sia un tema talmente tanto importante da non poter essere trascurato, quindi voglio sperare, così come abbiamo lanciato da questa trasmissione tantissimi appelli, tante invettive per delle cose che non andavano, come dicevamo, come dice lei, non vanno politicizzate, sono cose giuste e basta, per cui ciascuno deve farsi bandiera di un problema come questo. Io voglio sperare che anche questo sassolino lanciato nel mare possa servire a scuotere un po' e a dire un momento, non si può fare domani, si deve fare oggi. Guardi, con grande umiltà, io chiedo proprio al presidente Schifani, che è stata la seconda carica dello Stato, perché è stato presidente del Senato, di aiutarci. Grazie, allora grazie davvero, è stato un excursus bellissimo in quella che è l'attività del consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, grazie al presidente Gerardo Diana, ci rivediamo mi sa, magari con delle belle risposte. A tutti voi grazie per averci seguito, il nostro Focus torna domani alle 14:30.